Oggi i carabinieri negli uffici del comune di Agrigento dal pronto soccorso del San Giovanni di Dio. Dibattito pubblico sulla nuova tangenziale, un'infrastruttura che decongestionerebbe il traffico della strada statale 115. 3 differenti opzioni per il tracciato. A Licata 4 colpi di pistola esplosi contro l'abitazione di un 33enne. Arrestato imprenditore agrigentino, avrebbe maltrattato e aggredito la compagna e diffuso video hot di momenti intimi con la donna. Nuova iniziativa sponsorizzata da Giavarini in favore dello sport dei giovani, concluso il campionato di promozione Serie D Girone I. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Al comune di Agrigento acquisiti documenti dai carabinieri delegati dall'autorità giudiziaria. I militari hanno chiamato il dirigente Gaetano Di Giovanni, che pare fosse in ferie. Il settore attenzionato sarebbe quello dei servizi sociali ed in particolare le assistenze domiciliari. Vediamo. Almeno 12 carabinieri della compagnia di Partinico in trasferta nella città dei Templi. Stamani i militari sono stati al comune di Agrigento con il compito verosimilmente di acquisire dei documenti. I militari dell'Arma, in Borghese e Compettorina, delegati dalla procura, si sono presentati in municipio e sono entrati dirigendosi immediatamente nell'ufficio del vice segretario generale Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni, in quel momento assente perché in ferie. L'alto dirigente, che è anche a capo del settore servizi sociali e della polizia locale, è stato invitato a rientrare nei suoi uffici di Palazzo dei Giganti e così è avvenuto poco dopo. L'attività di acquisizione documenti si sarebbe concentrata su uno specifico settore, su una specifica cooperativa con sede proprio nel comune di Partinico, luogo da cui sono arrivati stamattina i carabinieri. Rumors da confermare sembrerebbero evidenziare come questa cooperativa abbia legami con il territorio di Raffadali e il settore dell'assistenza domiciliare dei disabili del comune di Agrigento. Altro tema scottante, anche da un punto di vista mediatico, è quello legato all'acquisto dei SUV destinati ai disabili. Su questa ultima vicenda la procura aveva ed ha aperto da tempo un'inchiesta giudiziaria, ma quella di oggi sembra essere un nuovo capitolo che si abbatterebbe sullo stesso settore, sullo stesso ufficio del comune di Agrigento. Ed il comune di Agrigento non sarebbe stato l'unico ente ad essere attenzionato stamani dai militari. Verifiche e ispezioni da parte dei carabinieri del NAS della città dei Templi anche nel reparto del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I militari dell'Arma stanno minuziosamente controllando ogni aspetto, dai protocolli alle ambulanze. Oggi l'avvio del dibattito pubblico sul progetto della nuova tangenziale di Agrigento. Si tratta della fase che prevede un confronto aperto al territorio che ha così modo di esprimersi su questa infrastruttura strategica. Quest'opera infatti rappresenta il primo tassello del più ampio e atteso ammodernamento dell'itinerario stradale Gela-Castelvetrano. È un intervento viario che decongestionerebbe il traffico lungo la strada statale 115 sud-occidentale Sicula. L'opera si snoda sui territori di Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana e Montallegro. Sul tracciato abbiamo 3 differenti opzioni. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via stamani il primo dibattito pubblico sulla futura tangenziale di Agrigento, che rappresenta un possesso di informazione, partecipazione e confronto sulle opportunità, le soluzioni progettuali e le potenzialità dell'opera inserita nel più ampio itinerario Gela-Agrigento-Castelvetrano di cui l'ANAS è il proponente. 3 i percorsi scelti, l'alternativa 1, la 2B e la 2. Diversi tracciati su cui dovranno decidere i vari soggetti cui la strada attraversa il territorio, diversi calendari degli eventi. Il dibattito pubblico è stato introdotto in Italia da una normativa recente e prevede per le grandi opere un confronto, un'informazione e un dialogo con il territorio per far sì che il progetto sia un progetto condiviso
dalle istituzioni territoriali, ma anche dagli stakeholder territoriali e quindi da chi vive e lavora sul territorio. È una fase di dialogo appunto che precede la formulazione del progetto esecutivo e che ha lo scopo proprio di far sì che il progetto esecutivo sia quello tra le alternative progettuali che più si adatta alle esigenze del territorio in cui si va a realizzare. Quindi ci sono varie ipotesi allora? Ci sono diverse alternative progettuali che oggi saranno illustrate dai progettisti incaricati da ANAS. È il primo passo concreto per cominciare a realizzare quest'opera, che è un'opera enorme. La Castelvetrano-Gela sono 170 km per un valore economico in questo momento stimato intorno ai 6 miliardi di euro. Ovviamente il governo nazionale ha tutte le intenzioni di voler realizzare l'arteria, dobbiamo far quadrare i numeri ed è per questo che abbiamo voluto aggredire questo percorso partendo dalle due estremità, cioè dalla tangenziale di Gela da un lato, che non è ricompresa nel percorso ma che stiamo andando per cominciare a realizzare. Fra qualche mese presenteremo il dibattito pubblico sulla Castelvetrano-Sciacca, quindi il primo lotto dall'altra parte, e ovviamente partire anche dal centro per poi spostarsi ai lati, dalla tangenziale di Agrigento. Su questo, in sinergia con la Regione, abbiamo completato il progetto di fattibilità tecnico-economico per un valore di circa 14 milioni di euro. Oggi parte il dibattito pubblico previsto dalla legge ed è importante perché amministratori comunali, le comunità, gli imprenditori, le associazioni e tutti coloro che vogliono esprimere un'idea possono oggi esprimere affinché si possa snellire l'iter per poi disinnescare eventuali contenziosi in futuro. Per questo il dibattito pubblico di oggi parte in grande stile. La prima volta ad Agrigento e in realtà sono proprio i primi dibattiti pubblici che stiamo avviando in Italia. Al momento mi pare che in Italia ce ne sono in totale 9. Sì. La legge li prevede obbligatoriamente, per quanto in alcuni casi vi possano essere delle deroghe, ma noi non abbiamo ritenuto chiedere deroga per quest'opera, perché comunque il coinvolgimento del territorio, del pubblico, riteniamo essere una cosa molto importante e auspichiamo anche che possa poi favorire tutto quanto l'iter procedurale e approvativo di quello che è il progetto, che è un iter abbastanza complesso. Quindi siamo ben lieti di vedere la partecipazione del territorio e di raccogliere tutte quante quelle che sono i possibili eventuali suggerimenti che probabilmente verranno. È chiaro che è un iter che inizia oggi, ma sarà lungo nella sua dinamica. Quando si prevede l'obiettivo magari di realizzazione? Guardi, purtroppo l'iter di approvazione di un progetto è un iter abbastanza lungo e complesso, perché tutte le approvazioni che devono essere prese su un progetto sono numerose. E il dibattito pubblico, che in realtà è una nuova procedura che è stata inserita in tutto quello che è l'iter approvativo, potrebbe sembrare che possa aumentare il tempo di realizzazione. Noi auspichiamo, come ho già detto prima, invece che possa essere un vantaggio. Allora, intanto oggi inizia una procedura molto particolare, che è quella del dibattito pubblico, per condividere con il territorio non solo gli amministratori locali, ma tutti i portatori di interesse e soprattutto i cittadini, condividere quella che sarà la soluzione progettuale prescelta. Siamo a livello di studio di fattibilità, ci sono più alternative sul tavolo. E per questo tipo di opere così importanti anche dal punto di vista economico, la norma, la legge specifica vuole che ci sia questo confronto molto capillare. Quindi si inizia oggi, andremo avanti ancora per qualche settimana e auspichiamo che i contributi, i suggerimenti, anche le critiche, perché a questo serve il dibattito pubblico, siano numerose e siano costruttive per arrivare poi velocemente alla soluzione progettuale finale. Ci sono già due percorsi, due ipotesi? Ci sono in realtà 3 alternative già studiate. Chiaramente i tecnici progettisti individuano quella che è la soluzione preferenziale sul piano prettamente tecnico, poi il dibattito pubblico porterà a sviluppare e a sviscerare tutti gli altri aspetti. In questo contesto generale in cui vediamo piano piano svilupparsi finalmente, direi, delle opere pubbliche e delle opere e delle infrastrutture viarie di cui questa provincia ha un grande bisogno. Io credo che anche c'è una valenza forte di questo passaggio. Significa condividere con il territorio e quindi con gli enti locali in particolare
un percorso, non nella bontà dell'opera, su cui credo tutti sono d'accordo, ma il percorso e quindi tenere conto di quelle che sono le esigenze di comunità che aspettano da tanti anni interventi come questo. Quindi ho voluto proprio anche dare un'ulteriore conferma anche dell'attenzione che chiaramente chi rappresenta il governo nel territorio ha e deve avere nei confronti di questo tema, tenuto conto che comunque bisogna dare atto al sottosegretario Cancelleri, all'assessore Falconi, ad ANAS, che c'è un'attenzione che probabilmente non si riscontrava prima. Ed adesso la parola agli esponenti del territorio chiamati ad esprimere un parere su questa infrastruttura. Un'iniziativa sicuramente interessante che sposa anche i vostri continui solleciti per le strade che purtroppo nel nostro territorio non sono un granché. Un'iniziativa epocale, il dibattito pubblico che stamattina si apre ufficialmente sulla tangenziale di Agrigento inizia proprio l'iter che dovrà vedere il realizzarsi di un'opera che cambierebbe il volto della nostra provincia. Fino ad adesso siamo l'unica in Sicilia a non avere 1 chilometro di autostrada, la tangenziale di Agrigento ci regalerebbe l'anello che andrebbe a completare le autostrade della Sicilia, da Castelvetrano fino a Gela, dando la possibilità alle varie realtà, ai vari paesi, non solo attraversati da questa tangenziale, ma ad imbuto andare a finire sulla stessa tangenziale e usufruire di un'infrastruttura fondamentale per la vita del cittadino, del commercio, dell'industria, soprattutto del turismo. Quindi grazie a questa iniziativa promossa e portata avanti dal sottosegretario Cancelleri, sponsorizzata e accompagnata dalla prefettura e fortemente voluta dal cartello sociale, si realizza qualcosa di veramente concreto. Come valuta questa iniziativa? Si tratta di un'iniziativa importante, questo è il primo incontro dibattito sull'autostrada che dovrà nascere da Castelvetrano-Gela, che rappresenta la chiusura di un anello autostradale che fino adesso ha visto questa provincia ai margini dei collegamenti autostradali. Quindi questo primo dibattito è importante perché in questa sede e nelle sedi successive sarà il momento di confrontarci, il momento di mettere nero su bianco come e dove vogliamo che qualche svincolo nasca e rappresenta un momento di particolare importanza. Sindaco, come valuta questa iniziativa dell'ANAS? Realmonte è anche interessata come territorio alla vicenda? È assolutamente positiva questa iniziativa perché a livello di viabilità servirebbe a fare sistema, cioè a creare quel collegamento e quel tratto veloce che manca nell'Agrigentino, che manca su tutto il tratto interessato e quindi sicuramente è un'iniziativa che merita l'attenzione necessaria e deve essere necessariamente portata avanti e promossa dai singoli comuni che poi fanno parte integrante dell'intero progetto. Senatore Ruvolo, oggi si parla di strada e da tanti anni che se ne parla, si arriverà a una conclusione? Ma penso che ci siano le condizioni per ricominciare un lavoro che era stato già ampiamente definito nel 2003 e nel 2004. C'è qualche piccola variante che immagino sia tecnica, però oggi è una speranza poter riparlare della Gela Castelvetrano. Certo, è una storia molto lunga, speriamo che inizi da qui. La vedremo realizzare nel tempo più breve possibile, non lo so, però penso che ci sia la condizione per poter riprendere questo cammino molto importante per il nostro territorio. 4 colpi di pistola calibro 7,65 sono stati esplosi contro l'abitazione di un disoccupato 33enne di Licata. Il fatto è accaduto in uno dei tanti condomini di via Torregrossa. Almeno 4 bossoli e una cartuccia inesplosa sono stati recuperati dalla scientifica. L'episodio si è verificato nelle ore notturne, poco dopo le 2, quando il silenzio è stato squarciato dai boati dei colpi di pistola. Non si esclude alcuna pista, comprese quelle che portano alla
all'avvertimento o alla minaccia. Sentito già il proprietario di casa, indagano i carabinieri della locale compagnia. I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno arrestato un imprenditore del posto per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e diffusione di immagini o video sessualmente espliciti. L'uomo, al momento della notifica dell'arresto, è andato in escandescenza e ha tentato di compiere atti isolationistici. Dopo essere stato medicato all'ospedale San Giovanni di Dio, è stato trasferito al carcere di Agrigento. Le ipotesi di reato contestate risalirebbero almeno a partire dal 2019 fino al 2021. Secondo la procura di Agrigento, che ha chiesto e ottenuto la misura cautelare, l'imprenditore avrebbe non soltanto maltrattato e aggredito la compagna, ma avrebbe anche diffuso delle immagini di video hot o momenti intimi con la donna. È stata proprio quest'ultima esasperata a rivolgersi ai militari dell'Arma. Il milite ignoto cittadino di Favara, il servizio di Giuseppe Moscato. Da oggi la città di Favara ha un nuovo cittadino, un cittadino onorario, un cittadino importante, il milite ignoto. Il comune di Favara, come altri 3.500 comuni italiani, aderendo all'iniziativa dell'ANCI, ha dato la cittadinanza onoraria a questo militare mai conosciuto, mai ritornato in patria, che però rappresenta tutti quelli che hanno combattuto per dare la libertà non solo in Italia ma al mondo. Una coincidenza con il centenario del monumento ai caduti che rappresenta e simboleggia Favara. Oggi la manifestazione, voluta dall'associazione Penna Sottile, è sponsorizzata e sposata in pieno dal comune di Favara, che ha deliberato in tal senso. Sì, questo è un momento di orgoglio di tutta Favara, non solo di Penna Sottile, e voglio ringraziare il comune, il sindaco e il comune di Favara, l'associazione Società Agrigentina di Storia Patria e l'Arma dei Carabinieri, ovviamente la prefettura, che hanno collaborato nella realizzazione di quest'opera. Dicevo, è un orgoglio di Favara, perché ricordare i propri antenati, specialmente se si sono sacrificati per noi, occorreva ricordarlo nella ricorrenza del nostro centenario del monumento ai caduti, primo in assoluto fra i comuni della regione siciliana. Che vuol dire dare la cittadinanza onoraria al milite ignoto? Significa fare in modo che il milite ignoto rappresenta tutti noi, e quindi noi non vogliamo che sia ignoto, ma nella sua mancata conoscenza in quanto persona, rappresentarci tutti in quanto cittadini italiani. Un momento importante per Favara, che cade appunto a 100 anni dalla realizzazione di questo monumento dedicato ai caduti favaresi, ai 182 caduti favaresi. Un momento in cui si parla di pace, di storia e di memoria. Una pace che è sempre più necessaria in Europa, un'Europa che ha visto proprio durante la Prima Guerra Mondiale un numero esagerato di vittime, un'Europa che ha bisogno di pace e che non vuole più che alle sue porte continuino quegli scempi che stiamo vedendo tutti i giorni. Che significato ha la cittadinanza onoraria al milite ignoto? Favara si unisce ai 3.500 comuni d'Italia che hanno già deliberato questa cittadinanza. Il milite ignoto è l'italiano che è caduto in guerra, il milite ignoto è quel figlio di mamma, è quel nostro parente che non è mai più tornato, e non è tornato per difendere il confine, per difendere gli altri italiani, per difendere un'identità che ancora oggi è viva dietro il tricolore, il verde, bianco e rosso. In primo piano, come al solito, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino, non solo sui banchi per matematica e italiano, ma anche qui in piazza per fare giornalismo. Oggi col progetto giornale qui in piazza abbiamo partecipato a questa manifestazione con il giornale Albero, e ora con delle foto e dei filmati racconteremo questa bellissima manifestazione. Da oggi è un gesto simbolico importante. Diamo dignità a tutti quei nostri connazionali, ma anche stranieri, che hanno lottato e combattuto nelle guerre che si sono succedute nel secolo scorso e che purtroppo, ahimè, vediamo anche oggi. È un riconoscimento per dire un grazie e riconoscere il valore di quello che tutti i militari hanno fatto, purtroppo morendo molti, sacrificandosi altri. Ci sembrava doveroso riconoscere loro un momento della città, ed era anche un momento per ricordare nel centenario del monumento dei caduti tutti i nostri concittadini che sono morti in guerra.
Favara ha dato tanto per la prima e la seconda guerra mondiale. Favara ha dato tantissimo, oltre a un punto di vista numerico, ma anche di intelligenze, di persone preparate che si sono adoperate per la patria, ha dato tantissimo con i propri figli, ha dato tantissimo anche nella lotta di liberazione con tutti i partigiani che noi ogni anno ricordiamo. È sempre stata una città vitale che ha saputo rispondere quando viene chiamata in causa con la presenza, con l'impegno e con la passione. Oggi è una giornata di festa, abbiamo avuto la possibilità, l'opportunità, la cosa più importante, di ricordare ai nostri giovani gli orrori della guerra e il sacrificio di tanti italiani. Ieri, nel trentennale della strage di Capaci, il sindaco di Agrigento Franco Micichè ha reso omaggio al giudice Giovanni Falcone e ai membri della sua scorta. All'interno del Giardino dei Giusti, nel parco archeologico della Valle dei Templi, ha deposto 2 mazzi di fiori ai piedi delle stele che ricordano il magistrato ucciso il 23 maggio 1993. Vediamo. Anche il primo cittadino di Agrigento, dottor Micichè, ha voluto ricordare ieri la strage di Capaci. Infatti, afferma il sindaco, alle 17:58, orario della bomba che esplose sull'autostrada per Palermo all'altezza di Capaci, ho deposto insieme ad alcuni componenti della mia giunta, alla presenza di diversi consiglieri comunali e del direttore del parco archeologico Roberto Sciarratta, 2 mazzi in fiori in piedi della stele all'interno del Giardino dei Giusti nella Valle dei Templi che ricordano il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e la sua scorta. Nel luogo in cui 29 anni fa Giovanni Paolo II pronunciò il famoso anatema contro la mafia, ieri nell'anniversario della strage di Capaci, Fratelli d'Italia ha deposto un mazzo di fiori ai piedi della stele commemorativa di Piano San Gregorio. Vediamo. Eventi del genere che hanno segnato la storia dell'Italia vanno sempre ricordati e mai dimenticati. Fratelli d'Italia quest'oggi c'è con un gesto alquanto simbolico da un luogo simbolico, Piano San Gregorio. Sì, Fratelli d'Italia oggi è presente a Piano San Gregorio per deporre un mazzo di fiori. Oggi ricordiamo che è il 30° anno della strage di Capaci e Fratelli d'Italia, che è il partito della legalità, dello Stato, dell'ordine, tiene particolarmente a questa data. Oggi siamo qua veramente per dare un segnale importante, perché non è che si combatte la mafia solo nei momenti di emergenza, ma sempre ogni giorno, ed è quello che noi dobbiamo dire, dobbiamo insegnare ai ragazzini sin da piccoli, che la mafia è una cosa brutta, che la mafia va allontanata e che la mafia va combattuta, ma soprattutto per dare futuro e dignità alle future generazioni. Oggi siamo qua con Giancarlo Granata, che è responsabile del Dipartimento Legalità, a dare questo segnale importante e che è un segnale che naturalmente rivolgiamo a tutta la popolazione.
Diceva Giovanni Falcone, gli uomini passano, le idee restano. Noi in occasione del 30° anniversario della strage di Capaci, come Fratelli d'Italia, abbiamo voluto lanciare questo messaggio forte, di mantenere sempre l'attenzione alta contro la mafia. Questo è un luogo storico dove il Papa Giovanni Paolo II nel 1993 lanciò l'anatema contro le mafie, e quindi siamo il partito della legalità, siamo il partito delle regole, siamo il partito che vuole lanciare questo messaggio di rispetto anche per le future generazioni. La mafia va combattuta con gli esempi, con i gesti quotidiani, e quindi non soltanto, come diceva l'amico Lillo Pisano, soltanto nei momenti straordinari di emergenza. L'occasione è importante per lanciare un'iniziativa che abbiamo condiviso con Lillo Pisano, che è quella di una petizione online dove appunto raccoglieremo le firme che scadranno il 19 luglio in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio del giudice Borsellino e della sua scorta, con la quale chiediamo alle istituzioni, in primo luogo a Sua Eccellenza il Prefetto e anche al Sindaco di Agrigento, di realizzare proprio qui nel territorio del comune capoluogo una stele in memoria e in ricordo di tutte le vittime e di tutti i caduti delle mafie. Mi pare che sia un gesto importante perché la memoria non deve essere sempre ricordata e non deve cadere nell'oblio. Questo siamo noi e vogliamo continuare in questo percorso di legalità che è importantissimo per dare una prospettiva alla nostra terra. Nel suggestivo scenario della Chiesa Madre di Palma di Montechiaro si consegnano i premi Gattopardo d'Oro Cinema, Arte, Storia e Temi al centro dell'edizione di quest'anno. Vediamo. La superba scalinata della Chiesa Madre di Palma di Montechiaro farà questa sera cornice alle ore 21 al premio Gattopardo d'Oro. Ospiti della serata all'insegna del cinema e della televisione i famosi attori Nino Frassica, Cesare Bocci, Francesco Benigno e Miriam Rizzo. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Palma di Montechiaro, dall'istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dalla DMO Distretto Valle dei Templi e ha l'obiettivo di contribuire alla promozione della settimana arte e allo stesso tempo unire il gusto per la passione cinematografica alla storia della città dei Tomasi di Lampedusa, fonte di ispirazione del famoso film Il Gattopardo di Luchino Visconti. Soddisfatto il sindaco Stefano Castellino per l'iniziativa. Inaugureremo il Cineteatro Chiaramonte grazie a un finanziamento concesso dalla Regione Siciliana, che ringraziamo per la continua attenzione che ha verso il territorio, in particolare del governo guidato dal Presidente Musumeci. Dopo l'inaugurazione e taglio del nastro ci recheremo, alla presenza di questi artisti, ci recheremo nel magnifico panorama della scalinata della Chiesa Madre, dove si terrà il premio Gattopardo d'Oro. Presenti tra gli altri appunto Nino Frassica, Cesare Bocci e Francesco Benigno. Sarà un momento di gioia nella quale verrà esaltato da un lato il cinema e la cultura cinematografica, ma ancora una volta verrà messa in risalto la bellezza di una città come Palma di Montechiaro, che vuole proiettare nel mondo la sua meravigliosa immagine. Ecco, questo è a conclusione di una serie di eventi, ricordiamo, fatta con l'istituzione Tomasi di Lampedusa, ma anche un'importante mostra di quadri, insomma, che ha avuto un ottimo riscontro. Questo premio è organizzato e voluto dall'istituzione Tomasi di Lampedusa, che ringraziamo, guidata dalla Presidente Letizia Pace, e va a chiudere un mese ricco di attività culturali, che è partito appunto con la Biennale del Gruppo Io Sono Palma, con l'esposizione dell'Arazzo, grazie sempre alla istituzione Tomasi, con una mostra immersiva che è tuttora finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è tuttora visitabile fino al giorno 29 a Palazzo Ducale, e il premio Gattopardo d'Oro, che va a suggellare più di un mese, quasi 45 giorni di attività culturale, nella quale Palma di Montechiaro ha dimostrato di essere non solo bellissima, ma anche una fucina di idee e di cultura. Marcello Giavarini, imprenditore licatese che vive ed opera a Milano, dimostra ancora una volta la propria sensibilità nei confronti del sociale e dello sport. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Al via un'interessante competizione sportiva che si svolgerà a Canicattì il prossimo 29 maggio, denominato Torneo dell'Amicizia.
che si svolgerà ai Campetti Salerno, ove vi parteciperanno ben 8 squadre. L'iniziativa è stata sponsorizzata dall'ex presidente dell'Agragas Marcello Giavarini, da sempre attento e vicino agli eventi sportivi e non solo, come ultimamente anche per i festeggiamenti al comune di Licata per la festa del santo patrono Sant'Angelo, con il sostegno di circa 15.000 euro per poter fare la festa, e la donazione dei biglietti avvenuta domenica scorsa per la gara dell'Agragas dei playoff. Ora è la volta dell'iniziativa di Canicattì. Sentiamo lo stesso Marcello Giavarini ai microfoni Pino Barbara. Domenica prossima, 29 maggio, ai Campetti Salerno c'è questo torneo dell'amicizia, 8 squadre che vi prendono parte, 7 all'Agrigentino e una Nissena, e dietro tutto questo, come sempre quando si tratta di sport, c'è una persona che è stata anche presidente dell'Agragas, Marcello Giavarini. Per me essere a Canicattì già è una gioia, è un piacere. Poi, se ha la possibilità di fare qualcosa nel territorio di Canicattì, per i bambini, per aiutarli, perché sono veramente sensibili, la gioia diventa il doppio. Quindi è una data importante per me, il 29 di maggio, me la sono appuntata e cercherò di esserci ad ogni costo. Un'iniziativa che parte dall'Academy Ficarra, con il quale Diego Ficarra tu sei in ottimissimi rapporti. Esatto, con Diego ci lega un rapporto di amicizia ormai decennale, quindi non potevo restare insensibile appunto ad organizzare e dare una mano all'amico Diego. Quanto è importante lo sport per Marcello Giavarini? Per me è importantissimo perché è anche un fattore di livello sociale, aiuta a togliere i ragazzi dalla strada, aiuta a formarli, perché lo sport forma anche l'anima, la mente. Quindi è una strada che io perseguirò, l'ho visto in Agragas con i bambini che avevamo, quindi dove è possibile io darò sempre una mano d'aiuto. Ecco, a proposito di mano d'aiuto, tu sei sempre disponibile a mettere mano al proprio portafogli, sei sempre vicino a chi ha necessità. Prova ne sia che ultimamente per i festeggiamenti di Sant'Angelo a Licata, di cui tu sei originario, hai contribuito con 15.000 euro alle spese da sostenere per i festeggiamenti. Sì, questa è stata una manifestazione, il mio contributo, una donazione che mi ha reso veramente orgoglioso, perché poter aiutare la mia città d'infanzia quando ero piccolo, manco da Licata da 30 anni, è stata una cosa veramente che sono rimasto anche commosso, vedere il folklore che c'era a Licata, che l'avevo dimenticato, mi ha riportato indietro negli anni. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Conferenza stampa per promuovere un convegno in calendario venerdì prossimo, 27 maggio, all'Auditorium Rosario Livatino dell'Università di Agrigento dal titolo Fair Play, riparta dalla scuola. Vediamo. Presenta le conclusioni di un progetto che ha coinvolto molte scuole e molti studenti per portare tra i giovani il fair play e gli altri valori dello sport. Sì, è un progetto che è stato messo su dal Panathlon International. Noi abbiamo una struttura diversificata, c'è l'International, c'è il Distretto Italia e poi ovviamente ci sono le aree che nel nostro caso coincidono con la regione, con la nostra regione Sicilia. È un progetto sicuramente molto importante che parla appunto di fair play, è uno dei nostri mantra. Il fair play fa parte dell'obiettivo, della mission del Panathlon a tutti i livelli, perché riteniamo anche importante e opportuno incominciare a parlare con i ragazzini di fair play piuttosto che con chi ragazzino non è più. Importante che si cresca nella consapevolezza di dover vivere, di poter vivere lo sport nella maniera giusta, non in maniera assolutamente sbagliata, come a volte purtroppo ci accorgiamo nei campi di tutta Italia, ma non solo. Quindi è un progetto importante che ha coinvolto appunto le scuole nella nostra regione, lo ha messo in campo il club di Agrigento. Noi lo ringraziamo ovviamente per quanto sta facendo, per il grande lavoro che sta portando avanti, e cercheremo di svilupparlo anche su tutta la nostra regione, che come dicevo coincide con l'area 9. Oggi nel foyer del Teatro Pirandello con questa conferenza stampa vogliamo comunicare gli esiti di questo progetto. Il fair play riparte dalla scuola e soprattutto anticipare l'evento del 27 maggio
il convegno Il Fair Play riparte dalla scuola. Il progetto è un obiettivo dell'anno sociale del Panathlon. Noi abbiamo avuto la possibilità di girare in lungo e in largo per le scuole di Agrigento e della sua provincia, ma al di là degli aspetti formativi, quello che ci rimane di questa esperienza è quella umana. Abbiamo incontrato lo sguardo di oltre 2700 ragazzi, abbiamo ascoltato le loro riflessioni, i loro interventi, ci siamo confrontati con i loro docenti, accumulando un bagaglio di esperienze uniche e soprattutto indimenticabili, e costituiranno queste sicuramente il punto di ripartenza per i progetti che il Panathlon vorrà portare avanti negli anni futuri, partendo da una base ottima e consolidata come è stata questa esperienza. Il Fair Play riparte dalla scuola il 27 maggio, un evento conclusivo di un progetto che ha coinvolto quasi 3.000 studenti. Sì, noi abbiamo iniziato nel mese di novembre dell'anno precedente, l'abbiamo concluso appena un paio di settimane fa. E ci ha gratificato moltissimo aver incontrato i dirigenti scolastici, ma soprattutto i ragazzi che sono stati molto attenti a seguire queste nostre iniziative. Anticipo un evento che ci sarà nel 2024 qua ad Agrigento. Io prossimamente l'11 di giugno sarò a Losanna, perché a Losanna ci sarà l'assemblea ordinaria e straordinaria del Panathlon International e il convegno del Panathlon International del 2022. In quell'occasione ci sarà il passaggio tra Losanna 2022 e Agrigento 2024, perché nel 2024 avremo come città, ma anche come club, l'onore di organizzare l'assemblea elettiva del Presidente internazionale e anche il congresso internazionale. Sarà un evento importantissimo per Agrigento e che noi ci onoriamo di portarlo in città. Calcio promozione, il Giarre ha battuto in trasferta il Licata per 3-1, conquistando così l'agognata salvezza in Serie D. E nel servizio di Carmelo Lontini la 38esima e ultima giornata del girone I del campionato. Vediamo. Amici di WeSport, un cordiale saluto e ben trovati allo stadio Dino Liotta di Licata, ultimo giro di giostra, ultima chiamata nella stagione 21-22 per Licata e Giarre, con la formazione allenata da mister Pippo Romano, che ormai da tempo ha archiviato ogni discorso ottenendo una salvezza più che meritata e consolidando la categoria. Oggi gli obiettivi, oggi la bilancia pende tutta a favore del Giarre se parliamo di motivazione. Dopo la vittoria infatti contro il San Luca, la formazione allenata da mister Cacciola può coronare la salvezza diretta che sembrava solo utopia qualche mese fa dopo un girone d'andata molto complicato. Partiamo allora col film del primo tempo. Licata che però sembra non volersi accontentare, subito Samaché a impegnare l'estremo difensore Giannini. Dall'altra parte invece siamo al 13esimo, Arcidiacono mette il pallone in mezzo, non lo tocca nessuno, rimbalza davanti a Truppo e gol. 0-1 del Giarre che sblocca il risultato con Biccio Arcidiacono. Ci sono le proteste da parte del Licata per una possibile infrazione nell'area di rigore, ma esplode la festa della formazione etnea e cambiato il risultato al Dino Liotta con la firma di Biccio Arcidiacono. Vanno a confabulare il direttore di gara e l'assistente sulla scelta presa e poi si può proseguire con il Licata che cerca subito il gol del pareggio. Il tentativo è affidato a Bertella che salta due avversari, si presenta in zona tiro, ci prova, sibila al lato della porta difesa da Giannini. È un Licata che, come detto, non è assolutamente arrendevole. Il gol del pareggio potrebbe arrivare già in questo primo tempo, ci prova infatti Calogero Minagori che riceve, si gira tra le braccia di Giannini. Il minuto è il 32, il Licata attacca ancora dalla destra, tentativo di traversone in area di rigore, Minagori prova a rientrare, va al tentativo deviato per Samaché, la zampata di Samaché, sempre lui, stagione clamorosa per l'ex Roccella che gonfia la rete anche in quest'ultima giornata. Boubacar Samaché, zampata da bomber di razza. 1-1 tra Licata e Giarre al Dino Liotta, un risultato che ovviamente non può far sorridere gli etnei
Etnei, attenzione in area, Agudiak per Arcidiacono, palo interno e sfera che calambola tra le braccia di Truppo, una grandissima occasione sciupata dal Giarre proprio nella finale di frazione, quando il direttore di gara fischia 2 volte e manda le 2 formazioni a riposo. Licata 1, Giarre 1, i gol da una parte di Samaghe, dall'altra dell'inquadrato Biccio Arcidiacono, un risultato che non basta al Giarre per la salvezza diretta. Il Licata parte bene anche nel secondo tempo, cappello dentro per Gueye, ciabattata col destro dell'attaccante del Licata, non riesce a trovare anche lui il gol del 2-1, punizione affidata allo specialista Maico Candiano, tentativo dai 25 metri potente, radente, che però trova la risposta dell'estremo difensore Giannini. Si resta sull'1-1 al Dino Liotta, momento topico della partita. Il Giarre attacca dalla sinistra con questo lancio in verticale per Biccio Arcidiacono, riceve, tenta una giocata, se la porta sul sinistro, va al cross sul primo palo, Ivan Agudiak, il gol del Toro, il gol dell'1-2 del Giarre al Dino Liotta, quello dei gol pesanti. Ivan Agudiak si sbatte i pugni sul petto, è un gol importante, va a festeggiare sotto il settore riservato ai tifosi giarresi, che adesso si festeggiano perché vedono la salvezza diretta sempre più vicina. Il Giarre vuole chiudere il discorso e riesce a farlo, pallone ancora a lungolinea per Agudiak, viene tagliata fuori la difesa della Licata, dentro dove c'è Biccio Arcidiacono, la doppietta per lui, l'assist è di Agudiak in 2, hanno letteralmente spezzato questa partita tra gol e assist. Adesso è 3-1 del Giarre, sempre più vicina al mantenimento della categoria. Al 72esimo verrà anche espulso Cappello in casa Licata, poco dopo arriverà il triplice fischio al Dino Liotta che sancisce la fine della stagione 21-22 per Giarre e Licata, che sancisce i festeggiamenti della formazione etnea per questa salvezza diretta in Serie D dopo mesi molto complicati, dopo un inizio di stagione sotto un'altra luce. Alla fine il Giarre centra la salvezza diretta, dall'altra parte il Licata archivia la propria annata con questa sconfitta indolore. Amici di WeSport, un cordiale saluto e alla prossima. Tutto o quasi come previsto nell'ultima giornata di campionato del girone I della Serie D. Dunque andiamo ai verdetti della regular season. La Gelsbilson è stata promossa in anticipo, mentre la Cavese, seconda in classifica, contro Sant'Agata, quinta, andrà ai playoff. Acireale e Lamezia, rispettivamente terza e quarta, andranno anch'essi ai playoff. Troina retrocede insieme con il Biancavilla e il Messina, quindi 3 squadre siciliane retrocesse. Poi ci saranno Castrovilla e Rende che disputeranno i play-out. Il Giarre conquista una fondamentale vittoria a salvezza Licata per 1-3 con doppietta di Agudiak e gol di Arcidiacono, mentre per il Licata aveva realizzato il gol Samac. I risultati delle altre siciliane: il Troina infatti compie l'impresa di vincere 4-5 a San Luca, ma retrocede ugualmente. Il Castrovilla rivince a Biancavilla 0-3 e va ai play-out contro il Rende, che ha perso con Lamezia 3-1. Il Portici si scatena e impone un risultato tennistico per 6-1 alla San Cataldese, che si è rilassata dopo la salvezza precedentemente acquistata. Di male in peggio invece il Trapani, che nell'anticipo del sabato aveva ceduto 3-1 contro l'Aversa. Per quanto riguarda gli spareggi tra i gironi della promozione, sono promossi in eccellenza il Casteldacia, che ha superato 3-2 la Torre Novese, e la Leonfortese, che con un gol di Caputa ha superato il Mazzarrone. Doppio smacco purtroppo per il Mazzarrone, che ha perso il campionato, l'ultima giornata di campionato contro il Modica, dopo essere stato capolista per tutto il torneo ed ora ha battuto nella finale playoff con i gironi C e D. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.